Comincio a illustrarlo dal numero 3, che era il primo emendamento in realtà che ho depositato alla mozione, nell'ottica proprio che sosteneva anche adesso la collega Bagatin, quella di far promuovere una cultura, no, dell'informazione e l'adesione consapevole. Ritenevamo che nella vaccinazione la parola accettazione della parte del cittadino delle strategie vaccinali sia più adeguato sostituirla con quella di condivisione. Dopodiché, nella lettera D mettevamo, dopo il contrasto alla disinformazione, le parole promuovere una corretta informazione verso il cittadino e alla fine, nella lettera F, invece che potenzialità delle vaccinazioni, come tra l'altro anche la Federazione Italiana Medici di Famiglia aveva messo nelle memorie che abbiamo avuto durante le audizioni, avevamo messo una corretta percezione del rischio e benefici delle vaccinazioni. Questo è il primo emendamento che ho presentato, che poi avevo mostrato anche alla consigliera Bagatin prima di depositarlo. In realtà poi ha portato alle modifiche dell'emendamento presentato dalla consigliera Bagatin, per cui io ritirerei l'emendamento numero 3 perché in realtà è già stato accolto in buona parte, soprattutto nella modifica della lettera A, e anzi chiederei alla consigliera Bagatin di aggiungere la firma perché ho partecipato anch'io a modificare questo emendamento, e illustrerei direttamente il subemendamento all'emendamento della consigliera Bagatin. Qui in realtà riscrivo, aggiungo nella lettera D, invece che nel dispositivo, invece che informazioni non fondate, le sostituisco con informazioni non basate su evidenza scientifica. Prima abbiamo discusso molto, no, del fatto che bisogna fornire informazioni evidence-based, ritenevo questa dicitura più corretta. Nella lettera B modifico la lettera F modifico la lettera F togliendo le risorse proprie reperibili sul mercato, che mi sembrava superfluo, anzi io auspicherei che vengano aumentate le risorse. Scusi, io non vedo la F, dove lo vede lei la F? No, nella lettera B modifico la lettera F. Ah, all'interno del della subemendamento, sì. Nella lettera B modifico la lettera F e sopprimo le parole con risorse proprie, ricerca o reperibili sul mercato, perché non aggiunge, secondo me, niente di più alla mozione. Tra l'altro io auspico che vengano incrementate le risorse proprio per questa opera di informazione che avevo sollecitato anche durante la discussione in commissione, la direzione proprio ad attivarsi, perché non ci si può lamentare solo del fatto che i cittadini cercano informazioni su internet se l'azienda sanitaria e la sanità pubblica per prima non si mette anche e non si aggiorna, offrendo anche informazione scientificamente validata anche sui social, che sono molto, molto utilizzati. E poi, sempre alla stessa lettera, invece che sulle potenzialità, avevo ripreso un progetto di legge dove dico non le potenzialità dei vaccini, ma sull'importanza della vaccinazione ai fini della tutela della salute, per cui sottolineo l'elemento positivo della vaccinazione. Alla lettera C, modifico la lettera C, in realtà riscrivo la lettera C, per cui viene interamente sostituita, può essere accolto o non accolto. L'unica cosa vorrei, leggendo la lettera C assieme, vorrei sottolineare il fatto che si dice rafforzare il rafforzamento e la collaborazione con tutti gli attori del percorso nascita e con i pediatri di libera scelta al fine, cioè rafforzamento e la collaborazione di cosa? Cioè manca, secondo me non è scritto correttamente, per cui io ho cercato di riscriverlo come mi sembrava più opportuno. Alla lettera D invece adeguata informazione e formazione, in particolare prevedendo, sono soppresse perché nella lettera D leggo si parla di azioni di formazione dei professionisti mediante un'adeguata formazione e informazione. C'è una ripetizione di formazione 2 volte, per cui secondo me non cambiava il senso della frase, togliendo adeguata informazione e formazione, in particolare prevedendo, e lasciando tutto il resto. E all'ultima lettera, chiedo scusa per il tempo preso, ma mi sembrava giusto spiegarli correttamente, modifico la lettera G.
nella lettera G si dice che il monitoraggio di reazione avversa, come è stato detto prima dal consigliere Barilari, possono essere pubblicati. Il fatto che possano essere pubblicati in realtà è una possibilità che in realtà c'è già adesso, insomma possono o non possono essere pubblicati. Mi sembrava più corretto dire il monitoraggio delle azioni avverse alle vaccinazioni e la loro pubblicazione al fine della conoscenza, per avere un impegno concreto nell'andare in questa direzione.